Quelli del 2024 sono stati dati davvero importanti, straordinari, inaspettati, eclatanti. Un più 15,4% dopo un anno non positivo, quello precedente che aveva visto la Sardegna unica regione ad avere il segno meno nelle presenze di turismo alberghiero e extraalberghiero, e un più ma 1,3% solo grazie alle case in affitto, ci fa davvero ben sperare per il futuro. La Sardegna si afferma come prodotto non solo marino-balneare, abbiamo una crescita notevolissima, 44% nel mese di ottobre, 25% nel mese di dicembre, in quello di novembre, mesi dove tradizionalmente non si pensava che la Sardegna fosse in grado di attrarre flussi turistici. Le campagne realizzate, mirate su specifici target, il fatto di una promozione unitaria dei grandi eventi, per esempio quelli del Capodanno, hanno immediatamente certificato queste presenze a fine dicembre. Quindi dati estremamente positivi, dati che sono davvero inaspettati per quanto riguardano alcuni mercati, il mercato americano che dopo una crescita del 27% fatta registrare lo scorso anno, nel 2023, nel 2024 cresce ulteriormente del 36%, diventa il nostro primo mercato extraeuropeo, il nono in assoluto, quindi un mercato che stiamo iniziando a curare davvero con grande attenzione, già con l'Expo di Osaka, dove la Sardegna sarà protagonista nell'ultima settimana di giugno. Presenteremo la Sardegna, presenteremo la variegata offerta turistica, i tanti prodotti, non solo il marino balneare che è poco attrattivo in quegli stati, ma presenteremo il turismo archeologico, quello culturale, quello gastronomico, quello delle reti escursionistiche, dei percorsi, il turismo nei borghi, insomma una serie di offerte che crediamo possano avere un impatto anche su questi difficilissimi mercati. Questo era giusto per trovare l'aspetto critico in un report che ha solamente dati rosei, che più rosei non si può, nel senso che il 15% in qualunque modo lo si disaggreghi dà dati positivi per province, per città. Abbiamo Alghero che si consolida come la prima destinazione con 1,5 milioni di presenze, seguita da Arzachena, Olbia, Cagliari, ma abbiamo una presenza diffusa. Solo la provincia di Oristano mantiene sostanzialmente il numero di presenze dell'anno precedente, e tutte le altre sono crescite in doppia cifra.